Emodinamica e ortopedia, eccellenze agrigentine. Illustrati i dati nel corso di una conferenza stampa. Da professore di lettere a scrittore dei salmi in forma poetica, ai nostri microfoni l'autore dell'interessante libro Giovanni Lattuca. C'è una proposta sui parcheggi ad Agrigento che non piace al Consiglio Comunale. Storie di alternanza, un premio per le scuole di Agrigento, la premiazione alla Camera di Commercio, alla scuola del villaggio Peruzzo un corso ambientale e al liceo scientifico Leonardo medici, associazioni e istituzioni sanitarie incontrano gli studenti. Bentrovati da TVA Notizie, i risultati in provincia di Agrigento sulle eccellenze ospedaliere. Oggi all'ASP illustrati i dati che collocano i reparti di emodinamica e ortopedia ai vertici della classifica nazionale. Le interviste di Arturo Cantella. I dati dell'Agenas sono ottimi per alcuni reparti dell'ospedale di Agrigento e anche di Sciacca. Sì, sono eccellenti, direi, siamo i primi in Italia e fra i primi soprattutto in Sicilia. Queste date ci invogliano sempre a fare meglio, a fare di più e ad esaudire, perché no, tutte le richieste che loro faranno. Io ne approfitto di questa intervista per ringraziare tutta la squadra che contorna sia il dottore Caramando sia il dottore Giotta a Sciacca, perché se raggiungono questi risultati non è soltanto grazie agli allenatori, ma anche grazie a tutti i calciatori, consentitemi questa metafora calcistica. I reparti più importanti sono quelli di cardiologia e di ortopedia. I reparti più importanti che sono come risultati ovviamente. I risultati, ma ci sono anche, io voglio anche spezzare una lancia a favore degli ostetrici ginecologi, perché con i parti cesarei siamo anche qui messi bene e non so perché non è stato dato il risalto nella stampa da parte di Agenas. Chiaramente sono dei risultati che, ripeto, ci inorgogliscono e che ci spingono ad andare ancora avanti. Sono dati che già conoscevamo e sono appunto il riconoscimento del lavoro fatto in questi 20 anni, perché è da 20 anni praticamente che abbiamo questi risultati. Io sono convinto che qualsiasi sistema sanitario regionale o nazionale debba assicurare pari opportunità di cure a tutti i pazienti, e tutti i pazienti che afferiscono all'ospedale di Agrigento, il 100%, il 99% vengono trattati entro 90 minuti. Addirittura nel nostro reparto non sono 90 minuti, ma addirittura vengono trattati entro un'ora dall'inizio dei sintomi. Questo è molto importante, perché è sempre valido ovviamente lo slogan "il tempo è il muscolo". Prima si trattano i pazienti, più miocardio salviamo e migliore sarà la prognosi dei pazienti trattanti. I dati sono ottimi per il suo reparto, tra l'altro lei oggi ufficializza formalmente con la firma del suo contratto con l'ASP di Agrigento il suo impegno e il suo lavoro. Sì, senza dubbio sono dei dati che vengono fuori dal monitoraggio di un percorso che dura da anni, quindi non è il dato grezzo dell'anno 2023, ma viene praticamente considerato un periodo più ampio, appunto perché l'Agenas, l'agenzia che controlla e monitora questi dati, tende a considerare quello che è il percorso aziendale
riguardo a quel tipo di patologia, nel mio caso appunto delle fratture del collo femore over 65. Essere tra i primi posti in Italia senza dubbio non può fare altro che inorgoglire personalmente noi operatori di questo settore, ma tengo a precisare che è un dato che viene fuori dall'impegno nostro ortopedico, cioè di ortopedici che sono impegnati in questo tipo di attività, ma anche dell'attività di supporto che tutte le altre unità operative, ma anche l'azienda ci forniscono e ci consentono appunto poi di raggiungere questi risultati. Anche l'ospedale di Sciacca tra le eccellenze dell'ASP di Agrigento, il reparto cardiologia. Sì, io in sintonia con il dottore Caramanno dirigiamo il reparto di cardiologia emodinamica, c'è grande sintonia tra di noi, abbiamo avuto questo ottimo risultato che significa vite salvate, muscolo salvato, miocardio salvato, pazienti che evitiamo che vadano verso lo scompenso cardiaco. Vorrei essere un attimo presuntuoso, in realtà il fatto che l'Agenas ci dia il 76-78%, quindi dei flussi sembra che 22 pazienti su 100 non vengono trattati entro 90 minuti, in realtà noi trattiamo il 100% dei pazienti in 90 minuti. I pazienti che escono fuori dal flusso, cioè dal datum veri, è perché magari il paziente è talmente grave che va a finire in un reparto di rianimazione, per esempio, per cui esce dal flusso ma in realtà è trattato lo stesso entro 90 minuti. Quindi in realtà i dati chiaramente in media sono molto più alti e il cittadino deve stare tranquillo che le due emodinamiche sono assolutamente in linea con un trattamento tempestivo ben al di sotto dei 90 minuti. Allora, i dati sono basati su alcuni indicatori di efficacia clinica che l'Agenas ha posto a tutte le aziende in Italia. Uno è quello di, si è visto che si riduce la mortalità operando i pazienti, soprattutto gli anziani over 65 che sono portatori di frattura del femore, se vengono operati entro 48 ore. E quindi questo è un obiettivo che viene assegnato, è un indicatore di efficacia. L'altro invece è quello sulla l'attivazione della rete dell'infarto e quindi della procedura entro l'ora da quando arriva in pronto soccorso. Ecco, tutto questo ha, diciamo così, una sorta di procedura che tutte le aziende hanno, quindi rigorosissima, che i nostri professionisti hanno rispettato, raggiungendo percentuali che sono tra le migliori d'Italia. Quindi cosa significa? Significa che l'assistenza per l'infarto e l'assistenza per le fratture del femore ad Agrigento, per l'infarto anche a Sciacca, è tra le migliori d'Italia. Quindi i cittadini di Agrigento possono stare tranquilli che hanno una assistenza su queste aree che è al top rispetto a qualsiasi altro ospedale d'Italia, non di Sicilia, d'Italia. Da professore di lettere a scrittore con il libro Cantate a lui con arte, i salmi in forma poetica. Ci dice tutto l'autore Giovanni Lattuca. Giovanni Lattuca, i salmi in forma poetica, un libro che hai scritto. Ci vuoi spiegare il perché? I salmi sono l'opera principale della Chiesa, vengono continuamente cantati nella religione, dai frati, dalle suore. Ecco, ogni manifestazione religiosa è a base di salmi. Io ho reso questi salmi in forma ritmica, in forma di endecasillabo. Questo perché, essendo endecasillabi, possono essere cantati con certezza nelle cadenze musicali necessarie. Se invece noi lo leggiamo così come sono stati presentati dalla Chiesa nella traduzione ufficiale, è quella in forma di prosa, e quindi se cantiamo a volte le cadenze musicali sbalzano. Ecco. Tu sei un professore di lettere in pensione, quindi hai avuto questa idea di creare questo libro. Sì. L'idea è stata
principalmente musicale, perché io per 40 anni ho fatto l'organista nelle chiese e quindi i salmi li cantavamo continuamente, ma con quella traduzione latina. Nella traduzione italiana non potevamo fare le cadenze perché la musica non rispondeva più alla ritmica delle parole. È un libro in vendita? È un tipo? È un libro in vendita? No, non è un libro in vendita. Io l'ho scritto perché i miei fratelli, gli uomini, l'umanità, possa godere, veramente godere della bellezza con la B maiuscola dei Salmi. Basta leggerli e ritmicamente resi da me e godiamo quella bellezza letteraria e artistica che è per l'uomo necessaria. Parcheggi ad Agrigento, una proposta non vantaggiosa e il Consiglio Comunale dice che va ritirata. Margherita Trupiano. Parcheggi ad Agrigento, il Consiglio Comunale ha detto no, la proposta va ritirata. Noi siamo coscienti che è necessaria una corretta regolamentazione dei parcheggi, dicono, ma ci vuole un progetto più aderente alle esigenze del territorio e quindi arriva lo stop al project financing da parte del Consiglio Comunale che con 10 voti favorevoli e 6 astenuti ha approvato l'atto di indirizzo che impegna l'amministrazione a ritirare in autotutela la proposta di delibera. I consiglieri che hanno votato sì al ritiro della proposta perché è ritenuta non vantaggiosa per la città e svincolata dal PUMS sono La Felice, Spataro, Firetto, Alfano, Zicari, Vaccarello, Bongiovi, Costanza Scinta, Cirino e Nobile. Già nel mese di febbraio c'era stata una prima votazione che aveva invitato la Giunta a rivedere il piano. Adesso tocca a quest'ultima che dovrà prendere atto della decisione e fare marcia indietro. E veniamo alle notizie che riguardano il mondo della scuola. Storie di alternanza, un premio della Camera di Commercio di Agrigento per le scuole. Oggi la premiazione. Arturo Cantella. Commissario Termine, oggi un'interessante iniziativa qui alla Sala Fazzello, come la Camera di Commercio premia le scuole e i ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa scolastica. Sì, diciamo che è un'iniziativa di Union Camere per le Camere di Commercio in collaborazione con la scuola e quindi i ragazzi con dei progetti si avvicinano al mondo del lavoro. E questi ragazzi bisogna curarli perché saranno il nostro futuro e la nostra speranza. Quindi la Camera di Commercio è ben lieta oggi di andare a premiare queste scuole. Dovrebbero essere tutti premiati allo stesso modo, però purtroppo bisogna fare una classifica, la Commissione ha utilizzato dei criteri per fare questa classifica e saranno premiati. Però complimenti a tutti, complimenti ai tutor, complimenti ai nostri funzionari, Patrizia Pernino, non mi vengono gli altri, per la collaborazione che hanno dato a questi progetti e auguri ai premiati, auguri a tutti gli altri partecipanti. Anche l'Istituto Fermi premiato per questa iniziativa portata avanti dalla Camera di Commercio in questo premio Storie di Alternanza e Competenze. Sì, l'Istituto Fermi si è posizionato al primo posto per quanto riguarda gli istituti professionali. È un'esperienza che veramente ha dato tanto ai nostri ragazzi perché come PCTO, a parte che è un fiore all'occhiello del nostro istituto che curiamo tantissimo, ma è chiaro che un percorso di questo tipo fa crescere tantissimo i nostri ragazzi, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista umano. E in questo percorso un grande aiuto è stato fornito dalla Camera di Commercio perché effettivamente ha fatto come da collante tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, quindi in questo percorso ci aiuta a individuare le aziende dove i nostri ragazzi possono apprendere in maniera pratica e sul campo tutto quello che loro apprendono all'interno delle aule didattiche. Anche l'ITET Ciacia oggi tra le scuole premiate in questo premio
indetto dalla Camera di Commercio? Sì, viviamo questa giornata intanto con orgoglio e ringraziamo la Camera di Commercio e Union Camere per rendere possibili anche questo tipo di iniziative, queste attività in un contesto che è straordinario e dove ritorniamo sempre con grande emozione. Per la scuola è stata un'occasione molto bella per creare un gruppo di lavoro che coniugasse le competenze dell'indirizzo economico e quelle dell'indirizzo tecnologico. Di fatto il teamwork ha lavorato in piena sintonia, creando un percorso pirandelliano da rendere fruibile ai visitatori grazie anche all'uso dell'intelligenza artificiale e sperimentando in maniera concreta una forma di lavoro che potrebbe poi essere quella che li chiama in causa direttamente domani al conseguimento del diploma. Per cui ancora una volta i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento si rivelano da un punto di vista didattico ed educativo una grande risorsa per la scuola, proprio perché mettono i ragazzi in condizioni di apprendere in situazione, di scoprire le loro vocazioni, di confermare le loro scelte scolastiche. Premio delle Camere di Commercio, storia di alternanza e competenze per l'anno 24 che vede coinvolti diversi istituti scolastici della nostra provincia. Ne parliamo con la dottoressa Patrizia Pennino della Camera di Commercio che ne ha curato l'iter. Allora, buongiorno, per noi siamo arrivati ormai alla 7ª edizione di questo premio Storia di alternanza e competenze. Hanno partecipato numerosi istituti della provincia di Agrigento e 7 sono arrivati in finale, quindi sono stati premiati per le varie categorie. Abbiamo la presenza non soltanto degli istituti tecnici, istituti professionali, licei, ma anche l'Istituto Tecnico Superiore di Bivona. Quindi sono stati dei progetti veramente di rilevante valore che hanno trattato tematiche diverse, quindi che abbiamo dall'innovazione, quindi all'innovazione tecnologica, a quello che è la meraviglia della cultura. Praticamente le tematiche sono veramente più disparate e oggi stiamo celebrando qui appunto con la premiazione finale, che poi la conclusione di un iter abbastanza lungo perché le scuole ci hanno lavorato parecchio e noi con loro. La Commissione ha selezionato questi progetti, la Commissione che è stata presieduta dalla professoressa Rita Marsala del Liceo Scientifico Leonardo, dal professore Pezzino, quindi che è giornalista, e anche dal dottore Messina. Diciamo che adesso siamo qua in questa sala e passeremo alla consegna dei diplomi e degli attestati. Corso ambientale alla scuola Manhattan del villaggio Peruzzo, organizzato dal Libero Consorzio di Agrigento. Ci sono le interviste di Arturo Cantella. Oggi qui alla scuola Manhattan l'inizio di 4 giornate dedicate all'ambiente con la collaborazione del Libero Consorzio. Sì, oggi iniziamo queste giornate grazie alla disponibilità del Libero Consorzio di Agrigento sul tema dell'ambiente, un tema molto importante, fondamentale per la crescita sociale e culturale di una società, soprattutto rivolti ai ragazzi. Domani faremo altri incontri con i ragazzi alla scuola secondaria primo grado e stamattina siamo qui al Plesso Nuova Manhattan per parlare appunto di ambiente, la tutela dell'ambiente, tutte tematiche che i ragazzi svolgono nelle attività curriculari proprio per dare loro contezza che bisogna vivere e rispettare l'ambiente in cui viviamo. Non solo ambiente ma anche altre iniziative che il vostro istituto organizzerà. Sì, abbiamo in cantiere altre diverse iniziative, per esempio in questo momento stanno partendo tutta una serie di progetti PNRR per quanto riguarda le lingue, le STEM, e quindi devo dire che è una scuola in movimento, in continuo movimento, e quindi di questo siamo veramente contenti e felici perché cerchiamo di dare sempre delle risposte ai ragazzi, alle esigenze dei ragazzi e alle famiglie stesse. Achille Contino del Libero Consorzio, oggi in queste iniziative che sono dedicate all'ambiente presso la scuola Manhattan del villaggio Peruzzo.
Sì, abbiamo iniziato oggi una serie di incontri presso le scuole per parlare con i ragazzi, con i bambini e con i ragazzi anche più adulti di ambiente, in particolare la problematica dell'abbandono ai rifiuti. La nostra provincia è toccata particolarmente da questa problematica. In vista di Capitale della Cultura bisogna migliorare l'educazione ambientale e fare in modo che i ragazzi si rendano consapevoli del fatto che l'ambiente è una loro proprietà e bisogna tutelarlo, e non è proprietà di tutti, è proprietà di ciascuno. Ambiente è una parola molto vasta, come si snoderà, diciamo, la discussione? Ovviamente affronteremo la questione ambientale a livello generale, perché oggi è un tema centralissimo. Basta pensare a quello che succede in questi giorni con il cambiamento climatico, e tutto questo sta generando grandi problemi agli uomini, ma problemi creati dall'uomo e dalle sue attività produttive. Quindi è chiaro che bisogna affrontare questo tema nelle sue varie sfaccettature per fare in modo che l'ambiente possa essere migliorato e governato dagli uomini al rispetto di tutti. Ambiente e anche rifiuti, parlerete di questo? Certo, principalmente abbiamo realizzato un day-plan contro l'abbandono dei rifiuti, perché è un tema particolarmente delicato del nostro territorio provinciale, e quindi spiegheremo un attimino quali sono le ragioni e il danno che ciò produce, perché al di fuori del gesto singolo, che oggi comporta addirittura un reato penale, configurato come un reato penale, e il danno che si crea all'ambiente, all'economia, all'amministrazione pubblica, che è rilevante. Questo va spiegato per fare in modo che poi le persone si immedesimino in questo ed evitino l'abbandono dei rifiuti. Spesso vediamo proprio nelle strade provinciali, quelle più secondarie, tantissimi rifiuti abbandonati agli automobilisti. E questo è un tema che ci comporta tanti costi, perché la provincia ha competenze sulle strade provinciali e dobbiamo provvedere ogni volta, e sono costi che poi ricadono comunque sulla collettività, e quindi vanno evitati, ma soprattutto va evitato un abbandono che può essere un problema per la sanità, per la viabilità e anche per l'economia, perché nella nostra economia turistica spesso abbiamo sentito parlare di turisti che vanno via perché trovano la nostra città sporca. Medici, associazioni e istituzioni sanitarie incontrano il mondo della scuola, iniziativa al liceo scientifico Leonardo. Arturo Cantella. Oggi è una giornata mondiale del diabete, se ne discute anche qui al liceo Leonardo con qualificati relatori. Sì, oggi ringraziamo l'ASP per aver scelto il Liceo Leonardo quale presidio per trattare un tema di fondamentale importanza che chiaramente incide anche nella vita del nostro liceo, perché attraverso la presenza di giovani adolescenti che stanno vivendo questa esperienza, siamo ben lieti di partecipare a questa giornata di educazione alla salute, che di fatto va a sensibilizzare innanzitutto i giovani studenti su tematiche importanti, che sono quelle della tutela alla salute, ma anche quelle in qualche modo del sostegno alla persona fragile sotto questo punto di vista. Infatti insegnare ai ragazzi a conoscere determinate patologie, ma soprattutto a sostenere chi di queste patologie soffre nei momenti in cui potesse accadere qualcosa, potessero avere bisogno di un pronto soccorso, è importante, perché è un tema importante di educazione civica, e per questo noi ovviamente tutto l'anno siamo in collaborazione con le famiglie, le associazioni, con l'ASP, con gli stessi studenti, teniamo in debita considerazione questo tema, perché riteniamo che sia anche importante per una buona crescita dei nostri studenti. Dottor Leonardo Russo, oggi a questa iniziativa qui per informare i ragazzi sulle tematiche in particolare della diabetologia. Sì, per noi oggi questo è un appuntamento fondamentale, parlare di diabete con i giovani che si affacciano a quella che può essere l'esperienza del vissuto nell'ambito anche delle patologie metaboliche, in primis della malattia diabetica, per noi è assolutamente importante. I giovani sono il nostro presente, saranno il nostro futuro, ed è giusto che vengano informati, che vengano formati su quella che è la gestione che oggi può essere facilmente e comunemente effettuata nell'ambito della patologia diabetica, anche del diabete di tipo 1, mai stigma nei confronti di questa patologia, anzi
proviamo tutti insieme a far capire che le malattie sono problematiche che riguardano tutti e che possono essere facilmente gestite grazie anche alla presenza di personale competente, di personale idoneo, che si può vivere serenamente la propria vita tutti insieme senza nessun tipo di preclusione. Ecco, c'è questo coordinamento per i ragazzi che vanno nelle scuole, no? Sì, siamo noi, ci sono i pediatri che lavorano in maniera molto attenta e molto puntuale nei confronti di quella che è chiaramente la primissima generazione che si affaccia al mondo anche della socialità, quindi alle prime fasi della scuola, quindi noi stiamo cercando in questo modo di trovare quella sintesi da un lato con gli insegnanti e dall'altro lato con i ragazzi, che possano sicuramente ottenere quelle informazioni che li aiutino a gestire bene quello che riguarda una problematica che può direttamente o indirettamente interessarli. Anche i rappresentanti della pediatria oggi presenti a questo incontro qui a Leonardo? Sì, siamo presenti e la Preside ci ha voluti partecipi a questo incontro che ricorda la giornata mondiale del diabete. Siccome il diabete in questi ultimi anni ha colpito notevolmente l'età pediatrica 0 a 14 anni, volevamo essere presenti per manifestare il nostro impegno territoriale per la prevenzione e cura di questa patologia. Noi cogliamo l'occasione di essere anche qua per dire che finalmente siamo riusciti a mettere i microinfusori nei bambini e quindi abbiamo finito i viaggi della speranza. Siamo qua per dire che facciamo le smart pen anche nei bambini e quindi diamo una notevole dimostrazione di laboriosità, di professionalità, e speriamo che col tempo tutto ciò che abbiamo realizzato in questi 8 anni di attività possa darci ancora di più le soddisfazioni, perché si sono ridotti i viaggi della speranza, ma abbiamo anche un'equipe particolare formata anche dai nostri dirigenti medici, ma anche da psicologi e da una dietista, quindi i viaggi che andavano a Palermo o qualcuno utilizzava l'Alitalia, da questo momento in poi possiamo dire che sono completamente finiti. Una notizia di cronaca: operazione dei carabinieri a Santa Margherita di Belice. Arrestato un uomo per detenzione e spaccio di stupefacenti. Margherita Trupiano. I carabinieri della stazione di Santa Margherita di Belice hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 31enne del luogo ritenuto responsabile di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, con il supporto dei colleghi della stazione di Menfi, nel corso di una perquisizione effettuata all'interno dell'abitazione dell'uomo, hanno rinvenuto 6 piante di marijuana coltivate in serre a clima controllato, materiale e prodotti per la coltivazione e fertilizzazione delle piante, oltre a 1.000 euro di denaro contante, sostanze polverose di origine sospetta da sottoporre ad analisi e strumenti per il confezionamento, come 2 presse meccaniche per la realizzazione di compresse e capsule farmaceutiche e bilancini di precisione. Inoltre è stato accertato che il 31enne deteneva una pistola a salve priva di marca e di tappo rosso e una cartuccia di fucile. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo, che nella circostanza ha pure opposto resistenza, è stato prontamente bloccato e, dopo le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca, tradotto presso la locale casa circondariale in attesa dell'udienza di convalida, nel corso della quale il giudice convalidava l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora in Santa Margherita di Belice. Sarà adesso il successivo giudizio di merito a vagliare le responsabilità del soggetto, le quali non sono ancora definitivamente accertate. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Una ragazza di Porto Empedocle, campionessa a Cesena. Giuseppe Moscato. Prestigioso primo posto assoluto nella categoria bikini ai campionati assoluti NPC Worldwide che si sono disputati nei giorni scorsi a Cesena per Sepora Cascino, ragazza di Mazzarino ma residente a Porto Empedocle.
L'eccezionale atleta si è imposta nella categoria bikini novice. Grazie alla sua altezza e al suo fisico statuario, Sepora si è classificata al primo posto anche nella categoria bikini open. Infine ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza di oltre 100 atlete, conquistando il primo posto overall bikini NPC Worldwide, dove hanno partecipato tutte le concorrenti che si erano classificate ai primi posti in ogni categoria. Sepora Cascino è personal trainer presso FG Studio Trainer, lo studio di bodybuilding del pluricampione Febo Gambacorta. Grazie alla vittoria nel campionato italiano assoluto bikini potrà accedere a tutti i pro qualifier sia in Italia che all'estero per poter conquistare le prestigiose Pro Card che consentono di entrare nel mondo del professionismo nel bodybuilding. Una vittoria che dà soddisfazione a me come atleta e ai miei preparatori, ci dice Sepora, e naturalmente ci invoglia a proseguire per questa strada per conquistare altri prestigiosi traguardi. Il deputato di 5 Stelle Cristina Ciminnisi interviene sulla ferrovia Alcamo-Trapani e sull'aeroporto di Birgi. Il servizio. Arriviamo alle infrastrutture. Io lo dico sempre all'assessora Ricò che ho il sogno di venire in Parlamento, guardi che sogno straordinario che ha un deputato, di venire in Parlamento da Trapani a Palermo, quindi parliamo di 80 chilometri, col treno. Io spero entro la fine di questa legislatura che la via Milo, di cui non c'è aggiornamento, ci viene sempre detto che faremo l'ammodernamento e l'elettrificazione, perché noi, assessore, deve sapere che da Trapani a Palermo abbiamo ancora il trenino a gasolio. Quando lei passa nelle campagne trapanesi è la sensazione di fare un viaggio nel passato. Lei sta lì dietro il passaggio a livello e vede il trenino che passa ciuf ciuf, perché così funziona. Questo è lo stato delle infrastrutture nel nostro territorio. E qual è l'aggiornamento rispetto a questa infrastruttura? Questa stessa cosa c'era scritta nel DEFR e c'era scritta anche nel DEFR passato. Quindi qual è l'aggiornamento? Il senso della nota di aggiornamento per dare una proiezione di quelle che saranno le politiche economiche di questo governo, qual è? Io aggiornamento non ne vedo un salto nel passato nella migliore delle ipotesi, oppure forse stiamo fermi dove stiamo. E poi, assessore, le chiedo una spiegazione. Non mi è chiara una frase di questo DEFR. Vorrei che lei mi chiarisse in termini economici che cosa significa questa frase, che politicamente è bellissima, ma in termini economici non capisco in che cosa si traduce. Il governo si impegnerà affinché in una dinamica di offerta della destinazione Sicilia possa qualificarsi sul piano commerciale anche come valida alternativa al vicino scalo di Palermo, secondo i modelli presenti in altre città europee e nazionali. Cosa significhi questa norma? Io spero che lei me lo possa spiegare, perché noi è da 2 anni che chiediamo di conoscere quali siano le sorti che questo governo immagina per l'Airgest, che è la società di gestione dell'aeroporto di Trapani, di proprietà al 99% della regione siciliana. Noi vorremmo che questo governo, in particolare lei, assessore, perché si parla di partecipate, e vorremmo capire quali sono le prospettive che immagina questo governo, se immagina una privatizzazione, come immagina questo rapporto con lo scalo di Palermo, perché dal DEFR non è chiaro, e io penso che i trapanesi in particolare, ma tutti i siciliani, abbiano diritto di sapere qual è la strategia di gestione degli aeroporti minori e degli aeroporti in generale che questo governo immagina, altrimenti non ha senso che parliamo di sviluppo e non ha senso neanche che parliamo di bonus per il calo voli. Il ministro Musumeci finanzia il progetto per la sicurezza del porto di Marsala. Si sa che fra Trapani e Marsala, al di là dei buoni propositi, vi è sempre stato uno stuzzicante quanto appassionato campanilismo. Se non fosse perché la notizia precede di appena 48 ore l'incontro calendarizzato venerdì 15 novembre alle ore 11:30 presso il terminal passeggeri del mare a Trapani, voluto dall'autorità di sistema portuale Sicilia Occidentale, sarebbero state le classiche 30 righe come da normale cronaca quotidiana. Ma qui l'argomento era che il titolare
titolare del Dicastero per il mare, ovvero il Bonnello Musumeci, ha garantito al primo cittadino lillibetano il finanziamento per progettare interventi al porto di Marsala. Una notizia salutata dal sindaco Massimo Grillo sulla sua pagina social come primo e importante traguardo per la sua città e realtà. Le righe di Grillo vanno avanti con i rituali e sinceri apprezzamenti per l'impegno all'indirizzo dell'ex presidente della regione, continuando col dire che ha ascoltato e accolto le legittime istanze di Marsala. E poi ancora che trattasi di un'infrastruttura strategica che nascerà con un investimento di ben 60 milioni di euro. I ringraziamenti non dimenticano il presidente Schifani e l'assessore Aricò per aver eseguito questa prima fase fino al compimento presso il Genio Civile di Trapani. E andando alla cronistoria, il sindaco ricorda che si chiude un percorso avviato nel gennaio del 2021, quando l'allora governatore dell'isola Musumeci Sebastiano, aggiungiamo noi detto Nello, si recò in visita ufficiale a Marsala dando il via al nuovo iter per quest'opera strategica attesa dai marsalesi da decenni. Interventi previsti senza ampliare l'infrastruttura né sviluppare il potenziale, ma finalizzati alla messa in sicurezza, preservando l'esistente dai danni del tempo per una città, la quinta città siciliana per esattezza, come numero di abitanti, come merita, aggiunge Grillo, e all'altezza del suo nome, nonché della sua storia. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.